Ciao imbruttiti! Siamo andati a Parigi a comprare un bidet e a portarlo davanti al museo più importante d'Europa, il Louvre. Questi signori sono impossessati di un sanitario che non usano. Ecco perché ho deciso di andare in giro per Parigi con un carrello e un bidet a chiedere spiegazioni ai francesi. E dato che sono qua, vi presento anche lo sponsor, ristorante Pizzeria al Tabacco di Abano Terme. Sì, però se sta roba va mai, in Sky voglio in tutti quanti. E dovete credermi quando vi diciamo che quello che vedrete oggi va al di fuori di ogni immaginazione. Il Veneto bruttito. Una volta atterrato a Parigi mi sono fiondato subito in albergo per vedere se nel bagno c'era il bidet. E come potete vedere coi vostri occhi, niente bidet. A questo punto ho preso un taxi e sono andato dalle Leroy Merlin a comprare un bidet e un carrello. Pensa che è il primo bidet che compro in vita mia. All'uscita il tassista si è rifiutato di accompagnarmi perché avevo il bidet. Lui era lui e tra l'altro parla italiano e mi sta salvando perché il tassista si è rifiutato di portarmi in centro perché ho il bidet. L'ha presa sul personale. Non si usa in Francia. E sentite cosa mi ha risposto Radu quando gli ho chiesto di farsi pagare la benzina. No soldi, no nessun cosa, perché io ti aiuto e tu aiuti un'altra persona e così va il mondo. Credo che è questo che dobbiamo fare. Ed è così che il giorno dopo mi sono svegliato carico di energia e con il piede giusto. Ed eccomi qua con la combo carrello bidet in giro per il centro di Parigi in cerca dei francesi ai quali rompere i Questo è un bidet. Ah, bidet, ouais. Sì, fa lavare Ah, yeah. perché qua in Francia non ve lo leve mai. Yeah. Voi altri pensate che sia un monopattino, ma in realtà è proprio un bidet. Comprevo il bidet. D'accord. Questo qua è un bidet. Ah, sì, sì. Because I'm looking for toilets, you know. Ah, stai cercando una toilette? Sì, and I saw this and I was like, ah, the No, toilet, I know. questo ti serve dopo a toilette, perché con questo qua ti sciacqui. Mi raccomando, comprate il bidet. Notatelo. Ma i francesi perché non hanno il bidet? È una cosa che non va bene. Non l'abbiamo in Germania. Anche in Germania come fate? Con la carta. Con la carta e basta? Ma dopo non brucia il culetto. In albergo qua abbiamo una toiletta giapponese che fa l'acqua. Che vi dà il getto d'acqua, Sì. tipo un geyser anale. Questo qua è un bidet, Oui. però non lo usate, come mai? It's just a bit. Non sei abituato? No. Noi altri in Veneto usiamo il bidet. Non, il y en a plus. No, non lo usate, ma perché non lo usate? Ouais, c'était pour le cul et pour, Esatto. le sexe de la femme aussi. Soit comme ça, Sì, se esatto. nettoyer. Esatto, ti sciacqui la farfalla Ou soit comme ça. e là ti lavi il... Ciao Italia. Evviva il bidet! Il bidet. C'è un bidet. Voi altri che avete il bidet in Francia? Ora cosa ridito? Questo è un bidet. Ah, quanto costa a fare? Davanti ad Edrio 15 euro. Ho capito casa il bidet. No. For what do you take it with you? Te lo puoi comprare nei negozi dei sanitari. Con 70 euro te lo date, te lo metti in casa e te lavi il culo. Ok. Ma guardatele le famigliole felici che davanti al Louvre, tra arte, storia e monumenti, si fanno le foto con il nostro bidet. Come vedete le persone sono affascinate da questo oggetto misterioso. Speriamo che tacca a lavarsi il c***o a Cagliari.